Accordo raggiunto a Cipro per la realizzazione di EastMed. L'impianto arriverà in Puglia e trasporterà il gas dai giacimenti del Mediterraneo orientale. Si attende ora il via libera europeo. Aziende di autotrasporto sul piede di guerra per la concorrenza, a volte sleale, dei vettori dell'Est. All'esame dell'Europarlamento una serie di misure per regolamentare il settore. Macedonia del Nord, contrariamente a quelli greci, i monaci di Skopje hanno dato il via libera all'intesa con Atene che ha cambiato nome al paese. Tutta la Chiesa vuole l'indipendenza. Sono tra le più importanti testimonianze della cultura bosniaca medievale. Oltre 100 stečak, le steli funerarie, si trovano a Radmilja, in uno dei siti culturali più importanti a livello mondiale. Un focus sui paesi dell'ex cortina di ferro lo ha realizzato un giovane di Milano attraverso centinaia di fotografie, video e murales. Un messaggio rivolto a chi alimenta nazionalismi. Il conto alla rovescia è scattato qualche giorno fa a Nicosia, capitale divisa della Repubblica di Cipro, a margine del vertice dei paesi del Mediterraneo. Nei colloqui con il presidente cipriota Anastasiades, il premier Conte ha ribadito l'interesse dell'Italia verso i progetti di sviluppo energetico della zona, primo tra tutti EastMed, il gasdotto che trasporterà in Europa 20 miliardi di metri cubi di gas all'anno dai giacimenti del Mediterraneo orientale, da Israele alla Puglia, via Cipro e Creta. Un'infrastruttura per buona parte offshore da 6 miliardi di euro e 2.000 chilometri che la IG Poseidon, società di diritto greco partecipata al 50% dalla italiana Edison e al 50% dalla greca DEPA, realizzerà in 5 anni. L'Unione Europea sta per dare il via libera definitivo all'opera. Il percorso è a buon punto e penso che ci vorranno 5 settimane a finalizzare l'accordo definitivo con l'Unione Europea. Attendiamo tutti che sia firmato il prima possibile. Come per il gasdotto della TAP, anche EastMed ha come punto di approdo il Salento, Otranto. Questa volta però senza polemiche. Le autorizzazioni del governo sono state avallate anche dal comune. Su EastMed, che in futuro servirà a far passare anche il gas di Egitto, Libano e Siria, paesi spesso ostili tra loro, da tempo sono accesi i riflettori della stampa cipriota. Nella redazione di Phileleftheros, il quotidiano più autorevole dell'isola, le vicende legate allo sfruttamento del gas trovano spazio tutti i giorni. Οι ειδήσεις που φτάνουν είναι συνεχώς ενθαρρυντικές. Le notizie sul gasdotto sono incoraggianti, così come sembra ormai scontato il rapporto fra Cipro, Italia, Grecia e Israele. L'unica incognita potrebbe essere rappresentata dalla Turchia, che alza ogni giorno di più la voce. Διότι είναι το πιο σημαντικό να Ankara, che lo scorso anno con un pretesto bloccò per giorni una piattaforma dell'italiana Saipem, che pure viaggiava in acque autorizzate, ha una notevole influenza su Cipro Nord, dai turchi definito uno stato figlio, e rivendica diritti sui giacimenti marini. Il problema è che se c'è un'area contestata all'interno del diritto internazionale, la prima cosa da fare è incontrarsi, discutere e trovare un accordo sul da farsi, come stabilito anche dalla Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 1982. Quindi prima dobbiamo accordarci e solo dopo lavorare sulle risoluzioni. La Turchia non consentirà di restare esclusa dalla partita. Di fatto queste terre ci appartengono. Un modo per alzare il prezzo, forse da parte di Cipro Nord, ma la posizione di Nicosia è altrettanto ferma. Penso che la Turchia reclami di mettersi al centro di rapporti che non le competono, ritenendo di essere in accordo con il diritto internazionale, e questo certamente non è previsto dalle leggi internazionali, come anche imposto recentemente dall'Unione Europea e dai nostri colleghi sull'Atlantico, gli americani. Questo è il punto di vista di uno solo, cioè della Turchia, e quindi della minoranza, che nessuno condivide. Noi invece siamo sicuri di stare agendo legalmente e in piena collaborazione con i nostri stati confinanti e i colleghi dell'Unione Europea. Eni, Edison, Saipem, Snam, l'Italia ha grossi interessi nell'area. Il bel paese, come evidenzia l'ambasciatore italiano a Nicosia, Andrea Cavallari,
è dalla parte della Repubblica di Cipro, l'unica riconosciuta a livello internazionale, ma è chiaro come tocchi anche all'Unione Europea spingere per la cooperazione e non per il conflitto, in un'area già di per sé calda e instabile, dove anche una goccia di mare può dar fuoco alla miccia. La legislatura europea si sta chiudendo con un dossier caldissimo che ha lacerato le due maggiori famiglie politiche, popolari e socialisti, su base nazionale, dividendo non solo est ed ovest Europa, ma anche centro e periferia. Parliamo del pacchetto mobilità, una serie di misure proposte dalla Commissione per regolamentare in maniera più rigida il settore dell'autotrasporto, uno di quelli che più ha risentito dell'allargamento ai paesi ex socialisti nell'Unione Europea. La concorrenza dei camionisti del centro-est Europa, non sempre regolare, ha messo fuori mercato molti autotrasportatori della vecchia Europa, Italia compresa. Il buco occupazionale ha indotto la politica a muoversi. Francia, Austria e Danimarca hanno approvato leggi a protezione dei propri lavoratori. I paesi con salari più alti ritengono necessario intervenire a livello europeo per mettere nero su bianco alcune regole innovative come l'obbligo di dormire in albergo e non in cabina. Un'altra proposta prevede che il camion torni nel paese di immatricolazione ogni 4 settimane e paletti più rigidi per il cabotaggio, ovvero il trasporto all'interno di un paese diverso dal proprio. Altro obiettivo è limitare il fenomeno delle aziende con residenza fittizia. Tutto passerebbe attraverso l'anticipo dell'introduzione del tachigrafo intelligente a partire dal 2023. Contro il pacchetto sono scesi in piazza i camionisti dell'Est Europa e in primo piano quelli provenienti dalla Bulgaria. Nel paese più povero dell'Unione lavorano in 100.000 nel settore. Con i bonus non tassati arrivano a 2.000 euro al mese, 4 volte il salario medio. L'eurodeputato socialista Peter Kurumbashev spiega le sue ragioni con un esempio. Se apri un pub nella mia città, c'è il mercato comune, sei il benvenuto. Se lo apro io nella tua città, mi dici: oh Peter, devi parlare 4 lingue, devi avere un certo contratto, devi fare certi permessi che otterrai tra 6 mesi. I principi dell'Unione Europea vanno applicati in tutte le direzioni. La materia è talmente ostica che 3 pacchetti mobilità erano approdati in Parlamento già a luglio, ma l'Aula aveva deciso di rinviare il dibattito. Nelle prime settimane dell'anno una nuova discussione nella Commissione Trasporti si è rivelata un fiasco per i sostenitori della proposta. Solo una delle 3 parti del pacchetto è stata approvata, quella sul cabotaggio. Le probabilità che sia tutto rinviato alla prossima legislatura sono aumentate. La decisione se inviare di nuovo comunque il pacchetto alla plenaria sarà presa nei prossimi giorni. È ottimista invece la Presidente della Commissione Trasporti, la verde francese Karima Delli, che rispedisce al mittente le accuse di chi vede in questa norma una minaccia al mercato unico. Non sarà la fine del mercato unico. L'Europa c'è per combattere contro il dumping sociale. Perché il dumping sociale cessi, c'è bisogno che tutti i dipendenti siano nelle migliori condizioni di lavoro. C'est ça, justement, de lutter contre l'Europe, un'Europe qui protège. Un'Europa che protegge, che non divide tra est e ovest. E questa è l'ambizione del pacchetto mobilità. Tous les salariés. C'est ça l'ambition du paquet mobilité. Ci sono anche loro, i monaci del Monte Athos, a protestare insieme ai nazionalisti greci contro l'accordo tra Atene e Skopje, che ha dato vita alla Macedonia del Nord. Un accordo che è un'offesa alla storia e alla grandezza della Grecia, sostengono i monaci. I loro fratelli macedoni, però, non la pensano nello stesso modo. Il monastero di Bigorski, dedicato a San Giovanni Battista, è stato fondato nel 1020 e 3 volte ricostruito dopo essere stato distrutto da invasioni ottomane e incendi. Oggi è il più importante del paese ed è definito dai suoi monaci un centro per gente istruita che ha giocato un ruolo importante nella rinascita nazionale. Per questo la loro posizione è diametralmente opposta a quella dei colleghi greci, con cui condividono la regola monastica.
La Macedonia ha diritto a scegliere per se stessa. Il monachesimo negli anni 90 ha svolto un ruolo importante nella creazione dell'identità macedone. La gente ha cominciato a risvegliarsi e chiedersi cos'era la fede, e questo risveglio ha contribuito a formare la Macedonia così come è oggi. E adesso quello che pensa la Chiesa è molto importante per la popolazione. La Chiesa in Macedonia ha un ruolo determinante che cresce linearmente da quando è risorta dalla dissoluzione della Jugoslavia. In questo monastero, che la tradizione vuole costruito dal monaco Giovanni là dove trovò una miracolosa icona d'argento, fino al 1995 non c'era neanche un letto e in tutto il paese c'erano solo 3 monaci. Poi arrivò padre Parteni, l'attuale archimandrita. Ora a Bigorski ci sono 30 monaci e in tutta la Macedonia 200. Nonostante la sua crescita, però, la Chiesa macedone è ancora soggetta a quella serba, che la governa da più di un secolo. Nel 1967 ha dichiarato la sua indipendenza e solo 2 vescovi sono rimasti fedeli a Belgrado, ma il patriarca di Costantinopoli si ostina a non riconoscerla come autocefala e adesso l'arcivescovado di Ohrid sta approvando la carta bulgara. Ha chiesto a Sofia di assumere un ruolo di Chiesa madre per sostenere la sua indipendenza. Strategicamente sarebbe una decisione intelligente trovare un'unione con la Chiesa bulgara. Siamo stati intrappolati in un limbo per decenni perché la Chiesa serba non vuole garantire indipendenza alla Chiesa macedone. È un'analogia del rapporto tra la Chiesa russa e quella ucraina. Non è una disputa canonica, ma riguarda l'identità nazionale e nel nostro caso c'è un'identità. Per i monaci macedoni l'identità nazionale è fondamentale, ma non deve prescindere dall'appartenenza alla Chiesa ortodossa mondiale, una famiglia unita da riti antichissimi che loro stessi alimentano con la loro arte. Le monache di Rajčica, ad esempio, sono consacrate alla realizzazione delle mitre, i copricapi indossati da vescovi ortodossi di ogni latitudine. Dio ci ispira per farle. Noi ci limitiamo a pregare e Dio fa il resto. Noi siamo un vascello, un mezzo attraverso il quale Dio crea il suo lavoro d'arte. Quella che stanno concludendo è composta da più di 20.000 perle, cucite una a una. Un'arte segreta che dicono rivelata da un vescovo bulgaro a padre Parteni, per realizzare proprio in Macedonia questi copricapi che hanno una valenza simbolica espressa anche dal colore, dedicati alla Pasqua se bianchi e dorati, alla Pentecoste se verdi, al Natale se rossi. E intorno le sacre icone, quelle che danno lustro al monastero di Bigorski e a tutta la cristianità ortodossa. Per molti la Stonehenge bosniaca, Radimlja vicino Stolac, nell'Erzegovina, è il sito più famoso di Stečak, le steli funebri bosniache, testimoni muti del Medioevo bosniaco, monumenti medievali eretti da aristocratici, cattolici, ortodossi, ma anche bogumili, i seguaci di una chiesa bosniaca eretica, entità religiose e politiche cancellate poi dalla conquista ottomana. La necropoli di Radmlja è il più importante, il più ricco e il più conosciuto sito di Stečak, le steli funerarie medievali bosniache. Nel luglio del 2016 Radmlja è stata inserita nell'elenco UNESCO dei siti culturali di importanza mondiale. Questo sito cimiteriale è il più importante monumento medievale bosniaco. In Bosnia ci sono circa 60.000 Stečak, se ne trovano però anche nelle vicine Croazia, Serbia e Montenegro, nei luoghi dove si estendeva il regno medievale bosniaco. I più antichi risalgono all'XI secolo. A Radimlja ci sono 133 lapidi. Per quello che riguarda la conservazione possiamo essere soddisfatti. Il sito di Radmlja ha mantenuto il suo aspetto originale, lo abbiamo recintato e la conservazione delle pietre è affidata all'Istituto per i Beni Culturali di Sarajevo. A Radimlja su alcuni Stečak sono incise frasi scritte nell'alfabeto cirillico bosniaco, la Bosančica, motti come questo: tu stai dove io stavo, tu starai dove io sto. Ma si sa per chi sono state scolpite queste pietre funerarie? Per qualcuno sì, su alcune steli ci sono scritte con i nomi della famiglia Miloradović, che erano i signori di Stolac al tempo del regno bosniaco e del ducato di Hum, prima della conquista turca.
Gli stečak sono praticamente le uniche testimonianze della cultura del regno bosniaco medievale. Tutti i documenti, gli archivi del regno sono andati distrutti con l'invasione ottomana. Testimonianze, soprattutto sui commerci e sulla situazione religiosa nel regno, sono conservati negli archivi di Dubrovnik e del Vaticano, ma in loco fisicamente gli stečak sono l'unico reperto di quel periodo. Questi monumenti testimoniano che il regno bosniaco medievale e il ducato di Hum comunque avevano creato un notevole sviluppo culturale, paragonabile a quanto succedeva anche in altre parti dell'Europa. Ci dimostrano anche la ricchezza della classe aristocratica e anche di come questo Stato avesse sviluppato una propria infrastruttura, strade e comunicazioni. Sugli stečak ci sono poi i bassorilievi e le incisioni, di fatto delle fotografie della quotidianità dell'epoca. Sono raffigurati balli, scene di caccia e di guerra, di imboscate e di agguati. Grazie a queste pietre possiamo raffigurarci il livello di sviluppo del regno bosniaco. Radimlja e la vicina necropoli di Boljuni, con il riconoscimento dell'UNESCO, sono diventate un'attrazione turistica, un volano per la rinascita di luoghi duramente provati dalle guerre etniche degli anni 90. Storia a lieto fine in Croazia. A Vukovar una cagnetta meticcia di 3 anni stava per annegare nelle acque ghiacciate del fiume Vuka, un affluente del Danubio, dove era finita rincorrendo dei cigni. A salvarla sono stati i pompieri. In Croazia il video del salvataggio è diventato virale. Lea, questo è il nome della cagnetta, è ora famosa. Viene ospitata nei telegiornali e le sue fotografie sono pubblicate su tutti i quotidiani. 4 anni di viaggi in quelli che erano i paesi d'oltrecortina, a scattare foto, filmare video, realizzare murales, il tutto finito in un libro dal titolo Infedeli alla linea, ispirato ovviamente alla rock band italiana dei CCCP. Giovanni Vitali, milanese, classe 1981, quando è crollato il muro di Berlino aveva appena 8 anni. Eppure, da artista, ha sviluppato una sorta di ossessione per quelli che un tempo si chiamavano paesi del socialismo reale, a partire da un viaggio di vacanza in Romania. Sono riemerse quelle letture adolescenziali di Orwell e Benson, che erano romanzi distopici dove immaginavano una società estremizzata. E lì in Romania ho trovato tantissimi paragoni. Per cui è nata questa passione, o forse è riemersa questa passione, che mi ha portato a interessarmi, a studiare tutti i paesi, diciamo, dell'est europeo. Il primo murales lo ha realizzato a Varsavia nel 2014. Sul volto del prete martire Popieliushko campeggia la scritta Solo libertà, un altro a Danzica con la faccia di Jaruzelski e poi a Targoviste in Romania Ceausescu tra Lenin e Stalin, a Nanna tutti e tre sotto una coperta di dollari e così via in altri 7 paesi. A colpire l'attenzione di Vitali però sono state soprattutto le colossali tracce materiali di quei regimi. Il cemento armato è il materiale usato prevalentemente per le strutture, per i monumenti, per i palazzi, alcuni incredibili, e tanti di questi, che a suo tempo erano importantissimi, sono lì, abbandonati, nessuno se ne prende più cura, nessuno vuole quasi prendersene più cura, eppure rimangono lì, a monito del passato. Crollano piano piano, ma non scompaiono. Non solo luoghi e architetture nei suoi viaggi, non mancano personaggi attorno ai quali ha costruito dei video che, oltre che online, si possono vedere in una piccola mostra a Milano nel quartiere di Niguarda, con molte delle foto del libro e non solo. Si tratta di testimoni diretti, ma anche di giovani della sua generazione. Era come parlare con dei ragazzi in Italia, cioè tanti non conoscono, non sanno, hanno dimenticato quello che è successo nel proprio paese. Ed emerge, specialmente nei paesi dell'est, una sorta di nostalgia, no? Una sorta di ricordo deformato, dove tutto sommato tutto va garantito, no? In questo periodo di crisi che attraversa tutta l'Europa, sembra quasi che l'ideale di libertà venga meno rispetto a un minimo di garanzia, di benessere economico. E questa nostalgia deformata, sbagliata, credo che vada ad alimentare certi nazionalismi che oggi proprio nei paesi dell'est
stanno uscendo prepotentemente.